in Consiglio nazionale del giorno 8 presenterò questa proposta per dar vita ad un gruppo di lavoro per verificare mese per mese come procede l'applicazione dell'autonomia, a partire dai LEP, quindi se ci sono delle storture noi faremo in modo che le storture vengano eliminate. Nel giorno in cui con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'autonomia diventa legge dello Stato, il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sbarca a Venezia ribadendo la volontà di formare un osservatorio nazionale per evitare eventuali storture nell'attuazione della riforma. Leader di Forza Italia, Tajani deve fronteggiare sul tema più di un malumore all'interno del suo partito. Senza la definizione dei LEP e i soldi per finanziarli e la linea, non potranno partire i negoziati tra Stato e Regioni. Da oggi c'è anche il ministro Tajani che ha lanciato il progetto di un osservatorio sull'autonomia. Hai avuto modo di chiedergli di che cosa si tratta? No, ma penso che tutto sia utile purché si parli di autonomia e peraltro la legge prevede oltretutto anche i tagliandi, nel senso che l'autonomia la deve avere chi la chiede e poi la deve mantenere chi ce la merita. Zaia lascia il convegno della Coldiretti all'Arsenale di Venezia prima dell'arrivo di Tajani. Eventuali chiarimenti sono rimandati ad altra sede. Lei sostanzialmente è il prossimo assessore al lavoro qui della regione. No, assolutamente, sarà il presidente Zaia insieme al partito di Fratelli d'Italia, quindi Giorgia Meloni in primis e il coordinatore Luca De Carlo, che decideranno chi sarà il prossimo assessore in quota Fratelli d'Italia. Lei comunque nel caso è pronto. Come tutti gli uomini di Fratelli d'Italia noi siamo sempre pronti. Luca Spavanetto di Jesolo è subentrato in consiglio regionale al mestrino Raffaele Speranzon dopo la sua elezione in Parlamento e oggi è tra gli esponenti più quotati di Fratelli d'Italia a sostituire Elena Donazzanna all'assessorato al lavoro. Ma il centrodestra veneto in realtà sta già guardando al dopo Zaia, al candidato presidente per le prossime regionali. Ogni forza politica metterà sul tavolo delle discussioni i nomi che ritiene vincenti e poi si troverà un accordo possibile. Noi i nomi li faremo, no? Non è che nascondo quello che ho detto, uno dei nomi che sarà Flavio Tosi. Il messaggio di Tajani agli alleati appare chiaro. Mentre Lega e Fratelli d'Italia polemizzano, Forza Italia è al momento l'unico partito del centrodestra ad avere un candidato certo e spendibile per la presidenza della regione. Non è una corsa a vincere il candidato, poi vincere il candidato e perdere le elezioni non mi pare una grande speculazione. È meglio magari rinunciare al candidato e vincere le elezioni.